Buongiorno, le principali notizie. Capaci, 33 anni dopo, il giorno della memoria, ieri il minuto di silenzio, le manifestazioni a Palermo, un corteo antimafia sfilato per chiedere giustizia e verità, inaugurato il Museo del Presente, dedicato a Falcone e Borsellino. Strage di Altavilla Milicia, prima di essere uccisa la madre, Antonella Salamone, tentò di chiamare il 112, ma le parole disperate vennero scambiate per uno scherzo. A Palermo arrestate anche 2 guardie penitenziarie, a Siracusa ancora droga e cellulari dietro le sbarre, 15 telefoni trovati nel carcere di Cavadonna durante una perquisizione straordinaria. Catania, la spiaggia libera numero 1 della Playa non trasloca, breve la pulizia del litorale. Basket, Trapani Banca Reggio Emilia per 90-83 ottiene il pass per la semifinale scudetto, traguardo storico. Calcio, ultimo allenamento per il Catania della stagione, l'attenzione adesso si sposta alla prossima mercato, situazioni societarie da definire per Trapani e Messina. Buongiorno, benvenuti a questa edizione del mattino del nostro telegiornale. Dunque ieri è stato il giorno della memoria, 33 anni dopo Capaci, il minuto di silenzio ha chiuso le manifestazioni in programma a Palermo e un corteo antimafia ha sfilato per chiedere giustizia e verità. Era anche segnalato ieri come momento clou l'arrivo della barca della legalità e l'apertura del Museo del Presente dedicato a Falcone e Borsellino. Sentiamo Marco Gullà. – 17:58 l'orario della strage di Capaci, il silenzio, questa volta scattato qualche minuto prima, dopo 33 anni avvolge migliaia di palermitani riuniti davanti l'albero Falcone. Giovanni Falcone! Pietro Grasso legge i nomi della strage del 23 maggio 1992, nella quale morirono il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro. Palermo oggi ha ricordato i suoi martiri con una serie di manifestazioni. C'è l'antimafia delle istituzioni, ma c'è anche l'antimafia della protesta contro il governo, accusato di un pericoloso calo di attenzione nella lotta al crimine organizzato. Un corteo partito da Piazza Verdi ha attraversato le vie cittadine per arrivare poi sotto l'albero Falcone. Non è giusto definirlo un corteo contro, è un corteo per, semmai se deve essere un corteo contro, è un corteo sì contro le mafie e contro il sistema corruttivo, è un corteo contro le guerre che sono anch'esse delle mafie. Fuori la mafia dallo Stato! Fuori la mafia dallo Stato! Giovanni ha fatto tantissimo per la lotta alla mafia, ci ha lasciato tutte quelle norme che ancora oggi vengono utilizzate nel combatterla, ha detto Maria Falcone, sorella del magistrato. Una giornata iniziata con l'arrivo al molo trapezoidale della barca della legalità Mare Nostrum, confiscata agli scafisti. Poi l'evento a Palazzo Jung con l'apertura del Museo del Presente, dedicato proprio a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Oltre 3.000 studenti invece al tribunale per un'altra manifestazione, quella dell'Associazione Nazionale Magistrati. E infine le deposizioni di corone alla caserma Lungoro e a Capaci, sul luogo della strage. Dal Presidente della Repubblica Mattarella, che ha riaffermato l'importanza di tenere sempre alto il livello di vigilanza, al Presidente del Consiglio Meloni sui social, fino ai ministri presenti a Palermo. Nell'anniversario della strage di Capaci le istituzioni ribadiscono l'importanza di non fermare e continuare l'opera di Falcone. Marco Carli. A Palermo e in tutta Italia, nell'anniversario della strage di Capaci, arriva il coro unanime: trarre insegnamento e non dimenticare. È importantissimo, sottolinea il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, tenere sempre alta la guardia, coinvolgendo le nuove generazioni nella responsabilità di costruire un futuro libero da costrizioni criminali. In nome di Giovanni Falcone e di chi ha perso la vita a Capaci, il governo è e sempre sarà in prima linea nella lotta contro ogni forma di criminalità, senza tregua. Lo scrive su X la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Tutta la vita deve tendere alla verità e alla giustizia, questo è stato il motto principale che mi ha ispirato per tutta la vita.
L'obiettivo è perseguire verità e giustizia, lo dice Pietro Grassi, lo ribadiscono i ministri intervenuti a Palermo. In 40 anni c'è stata una grande affermazione di giustizia, ha detto il ministro degli interni Matteo Piantedosi. La mafia tende a spargere meno sangue, ma non per questo è meno insidiosa. Un magistrato, ha spiegato invece il guardasigilli Carlo Nordio, sa il rischio che corre quando si occupa di certe indagini delicate, anche quando non è famoso, e vorrei fare l'esempio del beato Rosario Livatino. A Palermo c'era anche Don Ciotti di Libera. Per sconfiggere la criminalità, ha detto, ci vuole responsabilità. Noi come società civile vogliamo collaborare con le istituzioni se fanno le cose giuste, ma abbiamo il dovere di essere una spina al fianco se non fanno le cose che devono fare. E si torna al punto più importante, insegnare e capire. La cultura è l'antitesi della mafia. Cosa nostra, ha detto il ministro della cultura Alessandro Giuli, intervenendo proprio a Palermo alle commemorazioni, attecchisce tra l'ignoranza, la bruttezza e l'isolamento sociale. E di 2 giovani morti il bilancio nell'incidente stradale che si è verificato a Partinico sulla statale 186. Le vittime di 25 e 21 anni viaggiavano a bordo di una grande Punto. Chi si trovava al volante ha perso il controllo ed è finito contro la saracinesca di un edificio. L'impatto è stato fatale. Nel luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118, i carabinieri e gli agenti della Polizia Municipale di Partinico. Strage di Altavilla Milicia. Prima di essere uccisa, Antonella tentò di chiamare il 112, ma le poche parole disperate vengono scambiate per uno scherzo. E questo dettaglio è emerso durante il processo che si sta svolgendo a Palermo. Roberta Lunghi. Una disperata telefonata al 112 nel cuore della notte. La voce che grida aiuto, carabinieri, aiuto, è quella di Antonella Salamone, vittima insieme ai 2 figli, Kevin ed Emanuel, della strage di Altavilla Milicia. È la notte del 7 febbraio 2024, sono le 4, quando la donna riesce a sottrarre il cellulare al marito proprio durante le torture subite in casa, prima che questo le fosse sottratto da uno degli aguzzini. Una chiamata di pochi secondi, poi l'operatore in centrale quella notte richiama il numero senza ottenere risposta e per questo classifica tutto come uno scherzo. Il drammatico particolare emerge dalle dichiarazioni di un brigadiere incaricato di analizzare i tabulati telefonici nell'ultima udienza del processo davanti alla Corte di Assise di Palermo, che vede imputati Giovanni Barreca, padre e marito delle vittime, e la coppia di amici Massimo Carandente e Sabrina Fina. Un'udienza lunga e drammatica. Sono infatti stati visionati in aula i video condivisi in un gruppo WhatsApp che includeva gli accusati al processo e che documentano quanto accaduto nella villetta di Altavilla nei giorni dell'orrore. Ci sono gli interrogatori ad Antonella Salamone, ad Emanuel, a Kevin circa la presenza del demonio in quella casa. Chi ti ha mandato? Chiedono i 3 aguzzini al piccolo di soli 5 anni. Il bambino, terrorizzato e molto sofferente per le torture inflitte, risponde: il diavolo. Dietro le sbarre, intanto, i 3 imputati hanno ascoltato senza tradire emozioni. Scoperto un business milionario dei cellulari e della droga in carcere, anche all'interno del carcere appunto Pagliarelli di Palermo. 12 persone coinvolte, 7 già in carcere, fra loro 2 agenti penitenziari. Droga e cellulari entravano nel penitenziario Pagliarelli grazie alla complicità di agenti corrotti, coinvolti parenti, detenuti in permesso e un sistema di violenze e connivenze che alimentava un mercato interno con prezzi decuplicati. Sequestrato 1 chilo di droga, decine di telefonini e 10.000 euro in contanti. Tra gli arrestati anche il figlio di uno degli indagati. E anche nel carcere di Siracusa, a Cavadonna, trovati cellulari e droga durante le perquisizioni straordinarie, aggrediti anche alcuni agenti della polizia penitenziaria. Il segretario provinciale dell'OSAP dice sempre più detenuti e meno agenti, serve intervenire subito. Francesco Loi. Dal Pagliarelli, Palermo, a Cavadonna, Siracusa, cellulari e droga entrano sempre più spesso nelle carceri. Sono diventati un business per i corrieri e per chi, indossando una divisa, a volte fa finta di non vedere. Qui, nel carcere di Siracusa, sono 15 i cellulari trovati durante l'ultima perquisizione straordinaria. È stato aggredito con un pugno un ispettore. Hanno spinto anche il vicecommissario, cosa molto grave tra parentesi. Questo è indice di questa aggressività da parte dei detenuti che non accettano
quello che sono le norme. Celle aperte, detenuti fuori e agenti che controllano ogni angolo. Così sono spuntati i cellulari, ma anche la droga. Cellulari, droga e anche un bilancino, quindi questo è indice cioè lì è diventato uno smercio all'interno degli istituti. Qui, ma la situazione è uguale anche in altre carceri, i detenuti sono sempre di più e gli agenti invece sono sempre meno. Una crescita inversamente proporzionale che dovrebbe essere fermata. Come invertire questo trend? Allora, servono più assunzioni affinché si riequilibri quel sistema di organico che è previsto dalla normativa, e allora in questo modo ci sarà più sicurezza negli istituti. A Catania niente solarium a Piazza Europa, ma la spiaggia libera numero 1 non trasloca. Si è parlato di un ridimensionamento, ma il comune di Catania sembra aver trovato la soluzione. Tonino De Mania. Il solarium di Piazza Europa non ci sarà e si sapeva, ma le spiagge libere della Playa ci saranno tutte e tre e soprattutto la spiaggia libera numero 1 non trasloca, anzi avrà un ulteriore spazio aggiuntivo. Riunioni fiume e trattative sembra abbiano portato ad una decisione definitiva che sgombra il campo dalle polemiche e può dar via finalmente alle operazioni di bonifica dell'arenile. Come da tradizione si comincerà dalla spiaggia libera numero 3. Si inizierà dalla spiaggia libera numero 3, cercheremo anche di consegnare insieme alla spiaggia libera numero 3 anche sicuramente già quasi pronto il solarium di San Giovanni Licuti, quello che è adibito anche ai diversamente abili, e subito dopo anche quello del nautico. Come detto, la spiaggia libera numero 1 non subirà spostamenti o ridimensionamenti, anzi. Stiamo cercando per trovare una soluzione per mantenere le spiagge quelle che vi sono aperte e perché no, forse dare una possibilità in più, cercando di aprire anche un varco per gli anni futuri per qualche spiaggia nuova. La spiaggia libera numero 1 quindi non lascia ma raddoppia? Possibilmente proprio in queste ore stiamo lavorando per raddoppiare le spiagge. Capitolo solarium, cantieri aperti ad Ognina e a San Giovanni Licuti. Non ci sarà la sentenza il 27 maggio nel processo d'appello a Giuseppe Rugolo, il sacerdote condannato per abusi sessuali su minori. Assente anche il giovane archeologo Antonio Messina, una delle vittime di questi abusi, convocato in Vaticano. GR Italia. La sentenza d'appello per Don Giuseppe Rugolo non arriverà il prossimo 27 maggio, lo ha annunciato Secca, la presidente della prima sezione penale della Corte d'Appello di Caltanissetta, Roberta Serio, al termine di una seconda udienza che si è chiusa con molte più ombre che certezze. Rugolo, condannato in primo grado a 4 anni e mezzo per violenza sessuale su minori, non era presente e per la prima volta non c'era neppure la voce del giovane archeologo Antonio Messina che lo ha denunciato, né la sua avvocata Eleanna Parasiliti. Sono stati convocati in Vaticano, ha spiegato il legale di parte civile Giovanni Di Giovanni, lasciando intendere un intervento diretto della Santa Sede. In aula intanto è scontro tra le parti. L'avvocato Mauro Lombardo, che difende la parrocchia di San Giovanni dove sarebbero avvenuti gli abusi, attacca la sentenza di Enna. Secondo il legale le indagini sarebbero state superficiali e tanti aspetti non sarebbero mai stati approfonditi. Gabriele Cantaro, legale della Curia, ha denunciato un accanimento mediatico contro il vescovo Rosario Gisana e ha contestato la legittimità della citazione in giudizio. Andava citata la diocesi, ha ribadito in aula, non la Curia, che è solo un ufficio. Intanto c'è attesa per l'udienza predibattimentale che si celebra al Tribunale di Enna il prossimo 26 maggio e che vede imputati per falsa testimonianza proprio il vescovo della diocesi di Piazza Armerina, Rosario Gisana, il suo vicario giudiziale e attuale parroco della Chiesa Madre di Enna, Vincenzo Murgano. Secondo l'accusa avrebbero mentito sotto giuramento durante il processo a Rugolo. Una breve pausa e poi ad Aragona, nell'Agrigentino, per la protesta degli operatori ecologici. Ad Aragona, siamo nell'Agrigentino, si fermano gli operatori ecologici da 5 mesi senza stipendio. Hanno proclamato lo sciopero e protestano davanti al municipio. Davide Sardo. Da quanti mesi non prendete lo stipendio? Noi 5 mesi, gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio, che finisce pure perché non pagano. E questo qua non si può sopportare più. È la denuncia amara di uno degli operatori ecologici in servizio ad Aragona, nell'Agrigentino, che insieme ai suoi colleghi ha deciso di incrociare le braccia e far sentire la propria voce davanti al municipio. Ce ne possiamo andare a rubare, non possiamo campare più. Poi è bello parlare chiaro da siciliano magari, va. È una cosa vergognosa. Quello che stiamo passando qua è una cosa proprio indescrivibile.
Hanno sospeso la raccolta dei rifiuti e scelto di manifestare per chiedere ciò che spetta loro, 5 mensilità arretrate. La vertenza resta irrisolta. A incrociare le braccia sono gli operatori ecologici della SEA, l'azienda che gestisce il servizio ad Aragona. Questa situazione va avanti così e adesso diciamo basta, non si può continuare più, perché avete rovinato pure le famiglie, basta. La mano nella coscienza vi dovete passare. Non è una giustificazione dire che non ci sono i soldi, perché le altre cose si fanno, non è una giustificazione. Poi tra l'altro noi abbiamo la cosa, chi ci paga? Chi ci paga? Il comune, ci paga la ditta? Non sappiamo proprio a chi rivolgerci. Intanto cumuli di rifiuti cominciano ad accumularsi per le strade, mentre la tensione tra lavoratori e istituzioni cresce di giorno in giorno. Gli operatori dicono basta e chiedono rispetto e risposte concrete. Breve pausa e poi lo sport con il basket e il calcio. C'è il basket, Trapani sbanca Reggio Emilia per 90-83 e ottiene il pass per la semifinale scudetto, traguardo storico. Franco Cammarasana. Nel confronto con Reggio Emilia la Trapani Shark si aggiudica anche gara 3 ed è in semifinale nei playoff scudetto. Avvio stentato della squadra granata come nelle due vittoriose partite precedenti. Nella seconda frazione va sotto anche di 9 punti, rimane 5 minuti a guardare gli altri fare canestro, ma dopo il riposo lungo dà maggiore intensità alle sue giocate, ritmo che non viene retto da Reggio Emilia, che crolla la distanza. A fissare il punteggio finale sul 90-83 per i siciliani, una tripla di Longston Galloway, migliore in campo con 19 punti e autore di alcuni canestri spettacolari. In semifinale Trapani ha più probabilità di incontrare Brescia, ieri sera vittoriosa su Trieste, portandosi sul 2-1 nella serie delle 5 partite. Prima sfida che vale lo scudetto del campionato di A1 femminile oggi per l'equipe Orizzonte di pallanuoto femminile contro la SIS Roma, una sfida che si ripropone ancora una volta e che anche negli anni scorsi ha visto spesso le due squadre l'una di fronte all'altra nella fase conclusiva del campionato. Per il calcio Alessio Dionisi vicino all'addio a dispetto del contratto pluriennale firmato il 7 giugno del 2024 con il Palermo, il suo procuratore starebbe definendo una exit strategy con la proprietà appunto del Palermo. Fallita la promozione in Serie A, il destino del tecnico è segnato e la panchina rosanero sarà presto ufficialmente vuota. Per quanto riguarda il Catania, ha concluso gli allenamenti stagionali e quindi l'attenzione adesso si sposta al mercato. Situazioni societarie da definire per Trapani e Messina. Francesco Triolo. I play-off da spettatore, in alcuni casi anche interessato. Il Catania programma già la prossima stagione. Da quando è tornato Grella in città sono diverse le riunioni che si stanno susseguendo nel quartier generale rossa-azzurro. Sono diversi infatti i temi da affrontare, come il futuro di Torre del Grifo, ma quello tecnico è uno dei più preminenti in questo momento. La dirigenza etnea guarda per esempio al cammino della Ternana nei play-off. Il futuro di due ex Cicerelli e Cianci dipende anche da quello. Cicerelli, 19 gol e 9 assist quest'anno, ha una clausola per il riscatto automatico degli umbri in caso di promozione, mentre per Cianci a Ternana ha un'opzione da esercitare entro il 14 giugno, a prescindere da come finiranno i play-off, altrimenti tornerebbero al Catania. Chi non tornerà invece è Adamonis, ceduto lo scorso gennaio al Sud Tirolo in Serie B con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato alla salvezza. Obiettivo raggiunto. Per il resto sono iniziate le valutazioni del gruppo che ha concluso il campionato e che oggi potrebbe aver svolto l'ultimo allenamento della stagione. Anche a Trapani è tempo di programmazione, ma si deve fare i conti anche col deferimento per la vicenda dei crediti d'imposta. La società Granada dovrebbe essere penalizzata di 4 punti da scontare in questa stagione senza conseguenze e altri 4 nella prossima. A Messina, dopo la retrocessione, l'attesa è per conoscere il futuro del club e capire se ripartirà dalla Serie D o, considerata l'istanza di fallimento presentata dalla Procura, fallirà per la terza volta in 17 anni. Si cerca una via d'uscita che possa almeno salvare il titolo, ma i debiti da coprire superano il €1.000.000 e per l'iscrizione in quarta serie occorre pagare anche stipendi e contributi dell'ultimo campionato di Serie C.
È tutto, il prossimo TG alle 14, grazie per l'attenzione e buona giornata.